Una vera emergenza sanitaria, tanto che anche la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta su un paziente quarantenne veronese operato in cardiochirurgia nel 2014 e deceduto poco dopo. Anche il Tribunale del Malato vuole vederci chiaro, ha raccolto le segnalazioni di altri due casi sospetti. Si tratta di due pazienti, uno deceduto, il secondo in vita, operati nel centro cardiochirurgico Gallucci di Padova. Al momento il bilancio, analizzando il periodo del contagio sotto indagine, quello tra il 2010 e il 2017, è di 8 decessi, di cui 6 in Veneto. Una ventina le infezioni accertate. Persone che hanno contratto il microbatterio chimera dopo il trattamento con il macchinario incriminato utilizzato per la circolazione extracorporea del sangue. A Vicenza, dove il caso è già sul tavolo della procura, cresce il numero di persone che si sono presentate al San Bortolo chiedendo di sottoporsi ai test. Al momento sono poco meno di 400. Per qualche caso sono scattati esami approfonditi. La Regione produrrà a giorni gli elenchi ufficiali. Il quadro sarà più chiaro dopo l'invio delle lettere di richiamo ai pazienti. In Veneto riguarderanno complessivamente 10.000 operati al cuore.